Oggi ci troviamo in Val di Ledro. La nostra escursione sarà un giro ad anello del Monte Cocca. Abbiamo parcheggiato la macchina a Pieve di Ledro ed ora siamo pronti a partire sul sentiero 454. Si parte! Questo tratto di sentiero è molto ripido. Manca poco per raggiungere Cima Cocca e si inizia a intravedere un bel panorama sulla Valle di Ledro. Dai, ci siamo quasi! Ci troviamo alla sella di Monte Cocca, ancora 10 minuti per arrivare al monte. Ed eccoci arrivati a Cima Cocca! Meravigliosa ed eccezionale la vista sul lago di Ledro, che per tutto il tragitto dell'andata comunque è rimasto invisibile. Scendendo da Monte Cocca siamo ritornati alla sella di Monte Cocca. Ora prendiamo questo sentierino alla mia destra, non c'è nessun cartello SAT, ma facciamo riferimento all'unico cartello sull'albero direzione Mezzo Lago. Arrivati a questo punto non prendiamo la strada direzione Mezzo Lago, ma continuiamo dritti. E terminiamo oggi la nostra escursione al lago di Ledro. Cima Cocca offre davvero un bellissimo panorama sul lago di Ledro e sulla valle. Attenzione al sentiero in discesa perché è poco segnato, quindi agli incroci fate molta attenzione. Come sempre vi salutiamo e alla prossima!